Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Minacce di morte e percosse su una disabile. In provincia di Palermo arrestati i genitori e il fratello. La vittima costretta a occuparsi delle incombenze di casa subendo gravissime mortificazioni. Ad Aci Trezza, truffa sui prestiti erogati dalla filiale del Credito Valtellinese. Sequestrati 1.400.000 euro, 15 indagati, compresi il direttore e un dipendente della banca. Sanità, 30 nuovi casi positivi sui 1.000 referti istologici fermi dall'anno scorso nell'azienda sanitaria di Trapani. Il governatore Schifani, doloroso e inaccettabile. La riforma per l'iscrizione alla facoltà di medicina è legge, abolito il test d'ingresso, ma il numero chiuso torna dopo 6 mesi. Catania, per fronteggiare il caos di via Santa Sofia, il rimedio c'è: utilizzare un mega parcheggio gratuito e poi prendere i mezzi pubblici. Montagne Verdi diventa l'inno ufficiale del Bayern Monaco. La più celebre e vittoriosa squadra del calcio tedesco ha scelto lo storico brano di Momenti di grande suggestione nella Valle dei Templi di Agrigento, dove si è rinnovata una delle tradizioni più emozionanti della festa del mandorlo in fiore, l'accensione del tripode dell'amicizia. Calcio, impegni in trasferta oggi per Messina e Trapani nel turno infrasettimanale di Serie C. Giallorossi ospiti della Cavese, mentre il Granata giocano ad Avellino. Il Catania salta la giornata per i problemi societari della Turris e si proietta al derby di domenica al Franco Scoglio. Ben trovati, minacce di morte e percosse su una disabile in provincia di Palermo, arrestati i genitori e il fratello. La vittima costretta a occuparsi delle incombenze di casa subendo gravissime mortificazioni. Marco Gullà. Una storia di degrado e di violenza arriva dalla provincia di Palermo, tra Partinico e Montelepre. I carabinieri infatti di Partinico hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere nei confronti dei componenti di un nucleo familiare, padre 60enne, madre di 64 anni e fratello 31enne, accusati di maltrattamenti aggravati in concorso nei confronti della figlia e sorella disabile. Tra le mura domestiche la vittima sarebbe stata costretta a occuparsi delle incombenze di casa, veniva picchiata, denigrata, umiliata. La donna disabile veniva anche picchiata con dei bastoni. L'indagine nasce da una denuncia dei servizi sociali e scolastici del 2024 mandata ai carabinieri. Nella nota si segnalava la grave situazione sociale e sanitaria in cui viveva la ragazza. Tanti gli episodi venuti a galla registrati grazie alle microspie piazzate dai carabinieri in casa della famiglia. Nella notte di Natale alla vittima veniva urlato: l'ammazzo, bastarda e inutile, prostituta lurida. Tutto perché la ragazza stava dormendo e doveva invece mettersi al lavoro per pulire dei panni. La madre della disabile picchiata e vessata per mesi cercava anche di convincere la vittima a non rivelare le violenze subite agli inquirenti che stavano per interrogarla. Dopo l'interrogatorio i familiari chiedevano alla donna cosa avesse detto su un'ustione riportata. Nulla, mi sono bruciata nella vasca, la sua risposta. Non firmare niente, se no ti ammazziamo a legnate, ribattevano invece i familiari. In paese c'è sgomento, incredulità per l'accaduto. Questo bisognerebbe chiuderlo e non farli uscire più dalla galera. Pensa, cose che purtroppo succedono, si verificano e continuano a verificarsi. Bisogna chiedersi se realmente questa società di oggi ha una malattia che si può curare oppure è incurabile. A Messina, incidente mortale sulla tangenziale stamattina. A perdere la vita il conducente di uno scooter, questo qui, che procedeva in direzione Catania, che è finito a terra all'imbocco della Galleria San Giovanni. Non è ancora chiaro se la sciagura sia stata causata dallo scontro con un altro mezzo o se si sia trattato di un incidente autonomo.
Intanto a Palermo purtroppo un ciclista è rimasto gravemente ferito nello scontro con un altro scooter. Ad Aci Trezza truffa su prestiti erogati dalla locale filiale del Credito Valtellinese. La Guardia di Finanza ha sequestrato 1.400.000 euro, 15 le persone indagate, compresi il direttore e un dipendente della banca. Emanuela Corsi. Ci sono 15 indagati nella truffa bancaria scoperta nel Catanese dai militari della Guardia di Finanza che hanno eseguito un sequestro preventivo di beni per 1.421.000 euro. Al centro delle indagini coordinate dalla Procura di Catania la concessione di circa 170 finanziamenti al consumo, tutti per un importo fino a 30.000 euro, erogati in 9 mesi dalla filiale di Aci Trezza del Credito Valtellinese, istituto bancario del gruppo Crédit Agricole, ai nuovi clienti. Tra gli indagati anche il direttore della filiale e un dipendente. Il sistema emerso dalle indagini era semplice. 3 persone, spacciandosi per mediatori finanziari, procacciavano i nuovi clienti della filiale di Aci Trezza. Le vittime erano principalmente persone in gravi difficoltà economiche che venivano adescate con la promessa di poter ottenere finanziamenti senza fornire garanzie se aprivano un conto corrente. A produrre documenti falsi per l'erogazione del credito ci pensavano fittizi datori di lavoro. Il direttore e il dipendente infedeli infine avevano il ruolo di avallare le varie richieste di prestito. Una volta che la somma veniva accreditata sul conto della vittima, una parte veniva sottratta e distribuita tra i presunti truffatori. I reati contestati sono truffa, associazione per delinquere e autoriciclaggio, con l'aggravante che il direttore e il dipendente della filiale avevano commesso il fatto nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria. Palermo e i rilevi del Ministero dell'Economia sui fondi a pioggia concessi nell'ultima finanziaria non preoccupano la Regione. L'assessore Dagnino risponde in aula: questo Parlamento non ha alcun complesso di inferiorità. Luca Ciliberti. Le cosiddette norme mancia finiscono sotto la lente del Ministero dell'Economia, ma la Regione non ci sta e risponde a tono in aula all'Ars attraverso le parole dell'assessore all'Economia Alessandro Dagnino. Il MEF, per carità, è un organo di massima autorevolezza, il Ragioniere Generale è uno dei massimi vertici dell'amministrazione dello Stato, però credo che questo Parlamento non debba avere alcun complesso di inferiorità nei confronti del MEF. Assumere come una nota del MEF una verità assoluta credo che sia inappropriato. Il MEF formula un rilievo. Oggetto del contendere 22 articoli contenuti nell'ultima manovra finanziaria regionale che il Ministero dell'Economia potrebbe decidere di impugnare. Si tratta di parte di quei contributi, circa 50 milioni di euro, destinati ad enti locali, fondazioni, scuole e parrocchie individuati, sottolinea il MEF, per interventi di carattere eterogeneo. Gli stessi finanziamenti a pioggia che qualche mese fa fecero gridare allo scandalo e che oggi, secondo il Ministero dell'Economia, che fa riferimento a un pronunciamento della Corte Costituzionale del 2009, secondo cui manca proprio il criterio di obiettività e trasparenza, nella lista dei beneficiari dei contribuenti è in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Ho letto velocemente la nota del MEF e la ritrovo assolutamente ridicola. Ridicola perché gli andrebbe specificato al MEF qual è la natura del nostro Parlamento e soprattutto il MEF non ricordo contestazioni nei confronti di finanziamenti puntuali fatti dalla Camera e dal Senato di questo Parlamento. Adesso il Dipartimento Affari Regionali dovrà decidere se proporre l'impugnativa davanti alla Corte Costituzionale. Sanità, tra i referti in ritardo dell'ASP di Trapani ci sono 30 casi positivi purtroppo che aspettavano da mesi, sono appunto ore drammatiche, giornate, settimane drammatiche per chi attende l'esito di esami rimasti in arretrato e il governatore Schifani dice è una situazione inaccettabile. Eva Spampinato. Ci sono 30 nuovi positivi che aspettavano l'esito dell'esame istologico da mesi e che adesso, dopo il piano straordinario avviato dalla Regione, scoprono di avere un tumore e lo scoprono con un ritardo vistoso. Sono 30 sui circa 1000 referti istologici del 2024 di competenza dell'ASP di Trapani e refertati dopo il 5 marzo dal Policlinico di Palermo e dal Garibaldi di Catania, che hanno preso in consegna gli esami da analizzare. In queste ore drammatiche per chi attende una risposta da mesi e mesi, le strutture sanitarie stanno comunicando l'esito ai pazienti.
Complessivamente gli esami da refertare sono 3.300, di cui 1.405 campioni del 2024 e oltre 1.900 del 2025. E secondo il cronoprogramma, entro dopodomani dovrebbero essere esitati tutti. Così come entro la stessa data il presidente della regione Renato Schifani dovrebbe ricevere sul suo tavolo la relazione degli ispettori inviati all'ASP dall'assessorato alla salute. Seguo molto da vicino, insieme all'assessore Faraoni, la vicenda, dice Schifani. Gli accertamenti sono dolorosi ma dovuti al popolo siciliano. La situazione dei ritardi negli esami istologici è inaccettabile. Stiamo parlando di un servizio essenziale per la salute dei cittadini e non possiamo permettere inefficienze, negligenze o carenze, conclude il presidente. Restiamo in tema sanità. Lavorare nei pronto soccorso diventa sempre più complicato e rischioso. L'escalation di aggressioni non si ferma e sono sempre meno i neolaureati che vogliono andare nei reparti di emergenza e urgenza. Francesco Aloi. Azzerare ogni forma di violenza contro il personale sanitario sembra una missione impossibile, ma bisogna provarci e, perché no, sperare di riuscirci. A Siracusa l'ASP ha istituito un gruppo di lavoro rischio aggressioni, proprio per cercare di raggiungere questo obiettivo. Il gruppo di lavoro è un gruppo di lavoro trasversale multidisciplinare appositamente posto in essere per poter studiare e analizzare la tipologia del fenomeno. Nel 2024 116 casi di violenza registrati nelle aziende sanitarie, il 5,5% in più rispetto all'anno precedente. Per la Croce Rossa italiana, nel 47% dei casi l'aggressore è un utente. Secondo l'ultimo sondaggio del sindacato Cimo Fesmed, quasi 3 medici su 4 vanno in ospedale con la paura di subire un'aggressione. Un dato che emerge nella giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e che disegna la situazione di emergenza vissuta in corsia. Dalla pandemia ad oggi, cosa è successo? È successo che prima i medici erano considerati degli eroi, erano al centro di tutto il sistema e che adesso invece siamo esattamente all'opposto. Le aggressioni e le violenze contro i sanitari sono tornate come anche più di prima. La speranza, si sa, è l'ultima a morire, però di certo c'è che gli ospedali e soprattutto i reparti di medicina di emergenza e urgenza non sono più appetibili ai giovani. Un carico di lavoro molto importante, soprattutto perché il pronto soccorso viene utilizzato impropriamente dall'utenza e perché è diventato un luogo spesso sede di aggressione per il personale sanitario. Nel frattempo la riforma per l'iscrizione alla facoltà di medicina è diventata legge. Abolito il test d'ingresso, ma la selezione si sposta di 6 mesi. A Lorena Dorci il pezzo. Stop ai test di accesso e addio al vecchio numero chiuso all'ingresso, ma non è un liberi tutti, perché la selezione è solo rimandata di 6 mesi. E invece che sui test con le crocette si baserà sui voti, un semestre di fuoco per gli studenti che farà da filtro. Ma cosa prevede la nuova legge che si ispira al modello francese? L'immatricolazione al primo anno di medicina, odontoiatria e veterinaria sarà libera, senza quei test di cultura generale, una sorta di roulette russa con alla base una formazione costosissima. Per poter proseguire negli studi però, ed è questa la novità, sarà necessario ottenere un punteggio in una graduatoria nazionale formata sulla base degli esami dati nel primo semestre. La ministra Anna Maria Bernini parla di rivoluzione copernicana e promette di attuarla già dal prossimo anno, ma in attesa dei decreti attuativi, rettori e direttori di dipartimento non nascondono le loro preoccupazioni. È ovvio che a livello nazionale non sarà possibile né a livello locale accogliere 60.000 studenti al primo anno in presenza, quindi si dovrà passare a una modalità di didattica mista o con una modalità di didattica online, perché è impossibile avere un numero di aule sufficiente per accogliere al primo anno. Su Catania si stimano circa 2.500-3.000 studenti. Chi non riuscirà a entrare potrà continuare il secondo semestre frequentando un corso scelto tra quelli di area scientifica, senza perdere l'anno. Il problema è di cosa fare, come andare ad allocare tutti quegli studenti che dopo i primi 6 mesi di studio comunque non entreranno a medicina. La novità riguarda gli atenei statali. I privati stanno già organizzando i tradizionali test di accesso per il prossimo anno accademico.
Altre notizie, questa mattina un camion che trasportava agrumi si è ribaltato nella rampa d'accesso della 18 Messina-Catania, eccolo lì all'altezza dello svincolo di Attireale. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco e personale del consorzio delle autostrade. Secondo le prime informazioni l'autista del mezzo pesante non avrebbe per fortuna riportato gravi conseguenze. Disagi invece per la viabilità con una fila chilometrica che si è formata in direzione Catania. Traffico e rallentamenti anche sulla statale 114 dove si è riversata buona parte degli automobilisti. Catania, per fronteggiare il caos in via Santa Sofia, quello che abbiamo documentato anche ieri, il rimedio ci sarebbe. Basterebbe prendere i mezzi pubblici e poi utilizzare un mega parcheggio gratuito o viceversa. Abbiamo provato anche noi e in pochi minuti, senza stress, siamo arrivati al Policlinico. Tonino De Mana. La risposta al caos di via Santa Sofia si trova in casa ed è di facile soluzione. Basta utilizzare i mezzi pubblici e soprattutto sfruttare il vicino parcheggio gratuito di Santa Sofia. Dopo aver documentato le file chilometriche con pesanti ripercussioni persino davanti al pronto soccorso del Policlinico di Catania, bisogna prendere atto che il rimedio c'è. L'università ha messo a disposizione un parcheggio, che è quello vicino al Pala Arcidiacono, con 1200 posti gratuitamente a disposizione degli utenti del Policlinico. La società dei trasporti catanesi ha messo a disposizione una navetta ogni 20 minuti. Prendiamo al volo l'occasione e la navetta per mostrarvi l'utilità del servizio con partenza dal parcheggio di Santa Sofia, oltre 1000 posti, ed arrivo al terminal metro di Milo. 11 minuti il percorso totale da capolinea a capolinea e poco meno di 5 dal pronto soccorso del Policlinico al parcheggio di Santa Sofia, distante esattamente 720 metri che poi si potrebbero percorrere anche a piedi. Molti catanesi rimangono imbottigliati nel traffico e evidentemente non conoscono questo servizio. Eh sì, evidentemente dovrebbe essere forse più pubblicizzato, anche perché è assolutamente importante per la città. Perché non prenderlo? È super utile e super efficiente. Metro Shuttle, che ad esempio può comunque aiutare noi studenti a muoverci, orari molto flessibili. Unica nota stonata le condizioni di degrado del parcheggio, dove la vegetazione incolta ricopre ogni cosa e dove registriamo gli immancabili cumuli di spazzatura, segno evidente che gli incivili arrivano fin qui, loro sì che conoscono il parcheggio di Santa Sofia. Comunque giustissimo l'appello dei giovani che abbiamo sentito poco fa. Usiamo di più i mezzi pubblici. Restiamo a Catania, 3 carabine da guerra clandestine, una pistola a salve modificata e resa altamente letale, tutte nascoste in questo borsone su un soppalco, sono state sequestrate dai carabinieri insieme ad alcuni proiettili. Si trovavano in un garage del quartiere San Cristoforo. È stato arrestato un uomo che i militari seguivano da giorni con il sospetto, che poi si è rivelato fondato, che in una rimessa nascondesse qualcosa di illegale, appunto. Andiamo a Portopalo di Capopassero, 40 migranti sono sbarcati autonomamente sulla spiaggia, altri 33 sono approdati nel porto commerciale di Augusta e per 20 bengalesi, migranti economici, è scattato l'ordine di respingimento dell'ufficio immigrazione della questura di Siracusa. In attesa dell'allontanamento, ieri i 20 sono stati condotti nei centri per il rimpatrio della nostra regione. Tutt'altro argomento, Montagne Verdi diventa l'inno ufficiale del Bayern Monaco. La più celebre e vincente squadra del calcio tedesco ha scelto melodia e ritornello della storica hit di Marcella Bella per celebrare i suoi 125 anni di storia. Eva Spampinato. Quando si dice un evergreen, green come il verde delle montagne di Marcella Bella, che adesso... E così Montagne Verdi diventa l'inno ufficiale per celebrare i 125 anni di storia del Bayern Monaco. La canzone inno con la melodia di Montagne Verdi, lasciando come tributo all'originale il suo ritornello in italiano. Non è la prima volta che il Bayer si ispira a canzoni italiane, se si pensa che in città c'è una comunità di 28.000 residenti di origine italiana, il culto per la musica di casa nostra è comprensibile.
Complimenti a Marcella Bella e passiamo alla Valle dei Templi di Agrigento, dove si sono vissuti momenti di grande suggestione ad Agrigento, dove si è rinnovata una delle tradizioni più emozionanti della festa del mandorlo in fiore, l'accensione del tripode dell'amicizia, un rito simbolico che celebra l'unione tra i popoli attraverso musica, danze e folklore. Davide Sardo. Nel cuore della valle, ai piedi del maestoso Tempio della Concordia, il sacro fuoco è stato acceso, illuminando la notte agrigentina con il suo messaggio di pace e fratellanza. Un momento carico di significato che affonda le sue radici nel passato e che ogni anno riunisce gruppi folcloristici provenienti da tutto il mondo, testimoni di culture diverse ma accomunate dal desiderio di condivisione. Quest'anno col mondo in guerra abbiamo voluto dare un significato particolare e pensiamo di esserci riusciti. C'è stato ordine, c'è stato un afflusso enorme di persone e soprattutto hanno capito il messaggio che è partito di Agrigento. L'evento ha richiamato un vasto pubblico tra cittadini, turisti e delegazioni internazionali incantati dalla magia del folklore e dalla solennità del momento. Questo è un momento veramente molto toccante. La partecipazione non solo dei gruppi internazionali ma anche dei nostri concittadini, questo è quello che inorgoglisce questa edizione del mandorlo. Sulle note delle musiche popolari, i colori sgargianti dei costumi tradizionali hanno reso ancora più vibrante l'atmosfera, regalando emozioni indimenticabili. Per la prima volta siamo in Agrigento per partecipare nel Festival Mandorlo in Fiore. Per noi è molto importante essere qua perché in questo momento, quando il mondo è un po' turbato, è proprio l'amicizia e la pace che importa. Con la fiamma che continua a bruciare, simbolo di speranza e di unione, la festa del mandorlo in fiore entra nel vivo con un ricco programma di eventi che animeranno la città nei prossimi giorni. Agrigento si conferma ancora una volta capitale della cultura e della tradizione popolare in un abbraccio che attraversa confini e continenti. Bellissimo, davvero. Adesso è il momento della nostra breve pausa, subito dopo il calcio, con Messina e Trapani impegnati in trasferta in Serie C e il Catania a riposo forzato proiettato al derby di domenica. State con noi. Impegni in trasferta oggi per Messina e Trapani. I giallorossi sono ospiti della Cavese, mentre i Granata giocano ad Avellino. Sergio Colosi. Un Messina disperato e un Trapani in crisi cercano in Campania un risultato positivo per rilanciarsi. I giallorossi, segnati da una crisi societaria senza ritorno e una classifica drammatica, giocano a Cava dei Tirreni la carta della disperazione. Padroni di casa in serie utile da 4 giornate, virtualmente salvi e in corsa per il sogno d'inizio stagione chiamato play-off. Area di crisi nello spogliatoio peloritano. Banchieri gioca per i 3 punti con Costantino e De Sena in campo dal primo minuto. Crapicas sconta la terza giornata di squalifica, Dumbravano la prima. Il Messina, che rischia una nuova penalizzazione di 2 punti se entro venerdì non presenterà una documentazione che attesti la solidità economica della società, cerca gol e vittorie, i pareggi non bastano. Ne ha segnato però soltanto 1 nelle ultime 5 partite, esattamente come il Trapani impegnato contro l'Avellino, che ad un passo dalla vetta dopo un lungo inseguimento non sembra l'avversario ideale per riscattarsi. I Granata ritrovano da avversario Bomber Lescano. È un altro tema della sfida del Partenio. Rientra Benedetti a sinistra, emergenza a centrocampo, nuova opportunità per Ruggero e Ciuferri. Riposo forzato per il Catania, che per la crisi societaria della Turris oggi non scende in campo. Attenzione tutta puntata al derby di Messina, vietato ai tifosi di Fede Rossazzurra. Tonino De Mana. Un addio, quello di Ciccio Lodi, e la lieta sorpresa del DS Faggiano, tornato ad assistere agli allenamenti dopo una prolungata assenza per malattia. L'avvicinamento al derby con il Messina è iniziato con 2 notizie che per un verso o per l'altro hanno animato i discorsi negli ambienti sportivi rossazzurri. Mentre in Serie C si gioca il turno infrasettimanale con il Catania a riposo forzato per le pesanti vicissitudini societarie della Turris, la squadra di Mimmo Toscano lavora per prepararsi ad una sfida dal sapore particolare che non ha bisogno
bisogno di presentazioni, al cospetto di un avversario in piena lotta per la sopravvivenza in campo e fuori. A tal proposito, per il match di domenica al Franco Scoglio, il prefetto di Messina, Cosima Di Stani, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia etnea. Tornando al campo, il tecnico rossazzurro dovrà sciogliere almeno 2 dubbi, quelli legati alla condizione fisica di Dal Monte ed Anastasio. Importante sarà il rientro di Stoppa, che ha scontato 2 turni di squalifica. Si tratta di 3 pedine che potrebbero cambiare il volto del Catania, che comunque a Latina ha dimostrato di essere in salute. Sicuro del posto Gimenez, che con le sue giocate ha illuminato la scena, prendendo per mano il Catania e portandolo ad un successo scacciacrisi. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.